Saluto a tutti, ultimo giorno della Bio di Lode campa qui oggi siamo con un insegnante e cantaore originario di Figarella, nella comune di Santa Maria di Die Figarelli, lo ritroviamo subito in nostro paese. RCFM e Campa qui. Abbiamo 4 gaccari che sono andati già qui e non abbiamo gaccaroni, non da 8, 7 erano già di qui. E l'ultima è venuta un'avventurina che mi hanno detto che veniva Dolmo, Giovanna Dolmo. Faccio che quando la cantava le canzoni che conosciamo anche qui. E mio zio mi cantava le canzoni da mia gaccarona, ha detto qui non cantavamo mica, faccio che è una canzone da strada ogni intanto, se no cantavamo le canzoni di Figarella. Durante quando era Zidelo tutto il mondo cantava in paese. La generazione di radio di mio babbo, mia mamma, tutti i suoi amici erano una quarantina, quando si ritrovavano non facevano che cantare. Ognuno aveva la sua canzone che lo cantava, e, per esempio principiava Elo e dopo tutti gli altri ripigliavano il ripiglio. E faceva, io ho sempre inteso cantare e ho sempre pensato che era così in tutti i paesi astro. E infine mi sono visto dopo che no, non era mica così in certi luoghi, in da noi ho sempre inteso cantare. Allora, il paese assai vecchio si è fatto, a parte del Guadello, hanno fatto un giro Guadello forse per avere l'acqua, c'è un vecchio paese Custì, con tutte queste case appiccicate, come in tutti i luoghi di Corsica, e poi dopo, forse per miseria, soprattutto in America, ogni pochi, in Venezuela. E per esempio, mio caccara è nato in Venezuela, perché mio caccarone è partito qua là, per fare fortuna. Quando li sono giunti, ogni poco sono restati qua là, a mia famiglia qua là, Figarella, Medori, Astolfi, eccetera. Ma quelli che sono giunti avevano appena di soli e hanno fatto palazzi, invece di fare case tutte appiccicate così, hanno fatto i palazzi che si vedeva un mare. E così hanno fatto appena qualcosa di... Si faceva un'agricoltura appena diversa in paese. C'è un paese che campava, negli anni 60 perdì appena le sue persone perché tutto il mondo andava a lavorare o in villa o in continente, ma ora ogni volta che stanno qui facendo il paese con tutte continuare di campare bene, e ogni volta di tradizione che sono sempre vive, come per esempio il venerdì santo, la settimana santa, ci ritroviamo tutti insieme, ci sono quelli che trecciano il palmo per fare una bullezzola, l'oggetto che mettiamo nella croce per andare in processo, e ci sono quelli che cantano, e in più ci ritroviamo con tutta quella di un luogo, perché in processo vengono quelli di San Martino, San Martinaggio, i mandrialini che vengono da Mandriale, anche hanno fatto una confraternita, hanno una confraternita di voi più di 100 anni quanto a me, e ci ritroviamo per questa processo, ci grugiamo, ci vediamo da barrata quando li salutiamo, quando li passano, e guardiamo le bulezzole. Allora, i San Martinaggio trecciano veramente bene, sono i più forti. Noi cantiamo in Figarella, mandrialini che facciano tutto allora sono già una processo, ma cantano facciano un palmo, faccio che di una bella tradizione che si può vedere il venerdì santo, il venerdì mattina, facciamo veramente un bel affare. Accanto al mio giardino, all'udire un anni fa, mi ricordo di un mulino, un fegia che cantava, lo guadello che passava, si piantava a chiacchierare, chiacchierando io l'aiutava a immaginare. Il mio mulino, sappia che si va a cantare, e sa canzone che mi risuona, non mi ne posso più scordare. Becco una fata, tutta bellata, per me si metti a ballare, tanto cammino, il mio mulino, che non cessava di cantare. Ma
allo fogo stirpato le foreste di quassù, lo guadello si è essiccato, a roda non gira più, o portò è tutto aperto, non si sente più cantare, e lo mulino deserto, oggi mi face pietà. Lo mio mulino, cosa si diventato tu? E castagni, sempre dollani, lo anto vace e io in corso, senza rimorso, franca lo mare, e si ne va, per sto destino, lo mio mulino, un giorno in terra cascherà. E cudicu a oggi di Didier Figarella che si compie e compa qui in der Bievi di Loda, a ringraziarvi a tutte e a tutti e a presto. RCFM e Campacui.